Roma Capitale è, diciamo, l'amplificazione dei difetti dello Stato centrale. Quindi, prima di tutto, c'è un ginepraio di leggi inestricabili. Dopo un anno a Roma come assessore alle partecipate, Massimo Colomban tira le fila della sua esperienza nella capitale. Un sistema difficile da cambiare, ammette l'imprenditore, che però poi riconosce quelle che sono le difficoltà amministrative in termini di risorse a disposizione. La capitale è anche vero che ha metà risorse di Milano e quindi stiamo criticando Roma perché ha accumulato 15 miliardi di deficit, ma in realtà li ha accumulati perché ha risorse che sono la metà di Milano, quindi è un po' difficile avere strade senza buchi se non si hanno risorse adeguate. Un'analisi puntuale che arriva dopo l'esperienza maturata nella difficile impresa di ridurre le partecipate passate da 31 a 11. Trasferire a Roma l'efficienza riconosciuta in altre regioni come il Veneto, secondo Colomban, è un'impresa difficile. Creare efficienza come è nel nord Italia, in Roma o nel sud Italia, credo la vedo un'opera mastodontica poiché ci sono le leggi e c'è un sindacato talmente radicalizzato che è quasi impossibile mettere mano all'efficienza all'interno delle aziende.